Io ho provato, amando Gesù abbandonato in questi tempi, come c'è un modo infallibile, vorrei dire, se si sa adottare bene, un modo per amare Gesù abbandonato per se stesso, che è poi la cosa, l'unico modo di amarlo veramente per se stesso, per non strumentalizzarlo, parola che useremo coi gen soprattutto questa, per non strumentalizzarlo per l'unità, per risolvere noi stessi, per l'opera, ma veramente per amarlo come lui merita, cioè per se stesso. Ecco. L'unico modo di amarlo per se stesso è questo, chiamarlo per nome. Vi faccio un esempio. A un dato momento io mi sento di fronte a una situazione, facciamo un piccolo esempio, quella volta che è stata così rovinata la Madonna di Michelangelo. Ora Madonna di Michelangelo è talmente entrata nella nostra vita da piccolini in su come il modello della Desolata, e abbiamo scritto anche su di lei eccetera, che non c'era spiegazione a questo dolore, e lo stato d'animo mio, per farvi un esempio che magari non è proprio quel momento o un altro, ecco, subiva ero come sgomenta, nel senso come non ci fosse più niente da fare, anche perché non sapevo che si può riparare. Lo sgomento completo. Allora, come fa l'anima per poter amare Gesù abbandonato per se stessa? Ecco, a un dato momento io mi sento sgomenta, come dire, e subito mi ricordo che Gesù abbandonato è proprio lo sgomento, perché è di fronte a una cosa così grave che il padre lo abbandona, che è veramente lo sgomento. Però appena avverto, e così dico avverto la mia anima, vuol dire anche la vostra, che questo è un dolore, so che il dolore va amato. Allora, mentre mi sento sgomenta, cerco di dire il nome di questo dolore. Nel dire il nome, però, cerco di mettermi in posizione di amare questo dolore, no? Gesù abbandonato, sgomento. E allora lo chiamo per nome e dico, lo chiamo per nome in questo senso, dico lo sgomento. E mi appare in quel momento che Gesù abbandonato sia solo sgomento, cioè che con questa unica parola si possa spiegare Gesù abbandonato, che questa unica parola spieghi la realtà di Gesù abbandonato, lo sgomento. Un'altra parola che mi ha fatto questo stesso effetto e che l'ho messa qui, per esempio a un dato momento io dovevo fare un certo lavoro, no Bobby? Ma mi è stato impossibile farlo, allora sono rimasta arenata, come si dice. Subito essere arenata nell'impossibilità di andare avanti, così è un dolore. Allora amo il dolore, perché bisogna amare il dolore. Sto dolore, appena inizio ad amarlo, lo sento che si chiama arenato, colui che è arenato. Allora avverto che è lui l'arenato, anzi mi sembra soltanto una persona arenata, bloccata, ecco. E avanti, a un dato momento ho vissuto Gesù abbandonato in un momento in cui mi sono trovata perplessa di fronte a una situazione. Allora sento il dolore, incomincio a capire che il dolore va amato e gli do il nome e dico è perplesso. Mentre dico il nome, in certo modo lo chiamo Gesù. Perché a chi mi ama, amando il dolore, lui si manifesta. E mi accorgo che sotto quella parola perplesso c'è tutto Gesù abbandonato, perché per spiegare Gesù abbandonato basterebbe dire è perplesso. Allora mi viene da ridere, nel senso che fra l'anima e Gesù si gioca come a nascondiglio, perché a un dato momento lui mi appare come dietro l'albero col volto e dice sono io, anche tu, sempre tu, sei perplesso, sei arenato, sei giù e giù tutte le cose, agitato, sei la difficoltà, l'impossibilità, sei... E allora mi dà l'impressione che questa parola esaurisca la realtà di Gesù abbandonato e sia come il vestito nuovo che il mio sposo si mette per presentarsi. Allora, siccome io lo vedo vestito di nuovo, ma mi accorgo che sotto quel vestito che è perplesso, arenato, c'è tutto lui,
mi viene come da sorridere. Allora indirizzo sto sorriso a lui e dietro il sorriso si fa presto a dirgli ti voglio bene. Avete capito come Poppy? A un dato momento io non so se fare una cosa o se fare l'altra. Allora mi trovo il dubbio. Il dubbio è come attanaglia l'anima, come resta l'anima lì così. Allora comunque dico questo è dolore. E lo ripeto ancora. Questo è dolore. Allora amo il dolore. Allora vedo, ma tu è proprio il dubbio, perché mi hai abbandonato? Allora sei venuto? Dico, sei il dubbio. Allora dico, ma anche il dubbio sei... Una volta mi trovavo agitata per una preoccupazione, vero? E a un dato momento sento tutta questa agitazione, un po' anche il fisico, tutto. E dico, ma eri proprio agitato in quel momento e sei gridato dopo aver amato. Ah, l'agitato. Allora mi viene come da... perché la contemplazione ti dà gioia. Mi viene come da gioire. Ecco, allora arrivo in tempo a dirgli ti voglio bene, e dopo sai com'è, amore fa amore, e lui si manifesta ancora, per cui la vita è veramente andato a punto, l'amore viene a gala sul dolore, e il dolore è come soltanto una radice di questo fiore che si chiama amore. Ecco. Ciao.